Non sono neanche trascorse le prime 120 ore solari dal via delle prime lezioni impartite in pochissimi istituti scolastici che nelle città di Favara e di Agrigento si registra già il primo stop. Il primo cittadino facente funzioni di Favara, Vincenzo Biancucci, ha infatti emesso un'ordinanza di sospensione delle lezioni che si estende a tutte le scuole di ogni ordine e grado di città. Domani, sabato 15 e lunedì 17 settembre, tutti gli studenti che frequentano le sedi scolastiche non potranno recarsi tra i banchi. Nonostante la raccolta dei rifiuti sia ripresa già da questo pomeriggio, Biancucci ha voluto emettere ugualmente l'ordinanza. Gli ingressi degli istituti scolastici, dice, sono stracolmi di cumuli di rifiuti. Mi riservo di emettere analoghi provvedimenti, conclude, qualora perdurasse il rischio igienico-sanitario. La richiesta di chiusura delle strutture scolastiche era stata avanzata proprio oggi durante la conferenza dei capigruppo. Sospensione delle lezioni in tutte le scuole anche ad Agrigento. Il sindaco Marco Zambuto vieta agli studenti nei giorni di sabato 15 e lunedì 17 settembre di presentarsi a scuola. Ho sospeso le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado della città nella giornata di sabato e di lunedì, per il perdurare di una situazione assolutamente difficile dal punto di vista sanitario e mi sono riservato anche la competenza di poter fare ulteriori provvedimenti perché è una situazione che sicuramente così non è più sostenibile. Chissà se gli studenti ci rimarranno male.